avviene per condividere la nostra fede comune, soprattutto per vivere la gioia del Vangelo. Il saluto del Vescovo ai fedeli di Rivarola di Carasco va idealmente a tutte le comunità che incontrerà nel corso della visita pastorale. La riflessione di Monsignor Alberto Tanasini parte da una domanda. Il Vangelo vissuto ci riempie davvero di gioia? La vita di fede ha sempre più bisogno di testimonianze, soprattutto per i giovani. Testimoni di una tradizione sempre attuale sono i componenti della confraternita di San Rocco, che già attuano un cammino di condivisione tra le parrocchie di Graveglia, Rivarola e Paggi. Comprende tutte e tre le parrocchie, comprende. Sono state fuse perché sono realtà piccoline, e allora abbiamo cercato di fare un insieme, tanto più che poi il parroco è solo, ce n'è uno solo. Anche i giovani hanno intrapreso un cammino comunitario che li porta a condividere diversi momenti sia liturgici sia solidali. Facciamo le pizze d'altro mondo, che è un'iniziativa che mandiamo avanti da qualche anno. Facciamo le pizze noi, poi le persone vengono a prendere da Sporto e il ricavato va dei nostri ragazzi, dei nostri amici che sono in Costa d'Avorio e in Perù. È una comunità piccola ma molto carica di ragazzi e tante iniziative. Poi noi ci uniamo a Graveglia e a Paggi e facciamo tante cose insieme e niente, è piccola ma bella. Siamo 3 parrocchie ma siamo una sola, facciamo sempre tutto insieme con Don Enrico che ci supporta e ci sopporta. Proprio dai giovani è decollato il cammino d'ambito che unisce le 3 parrocchie alle comunità di San Salvatore e di Cogorno. Abbiamo cominciato a livello giovanile per adesso con Don Maurizio e facciamo degli incontri, soprattutto nelle post-cresima. Abbiamo iniziato quest'anno a farli insieme, perché anche questo aiuta a capire che anche se siamo pochi, o se sono pochi, però ci sono tanti pochi che messi insieme fanno tanto. Ecco.